A tutti buon pomeriggio dall'ippodromo Arcoveggio, pomeriggio di questo 15 aprile che inizia con una prova riservata ai gentleman. Non corrono Bonton GSO e Beatrice Matto, restano in 7 dietro l'autostart. Bumpit of West, Baby Spritz, Bonui B, Brando Benal, Belencis, Becky Black, Dante, Bluff dei Greppi. Questo è lo schieramento, favori per Bonui B. Numero 5 Matteo Zaccarini, macchina che stacca, partiti l'errore proprio di Bonui B, mentre si avvantaggia dall'esterno Brando Benal. 5 Bonwit B primo colpo di scena squalificato. con Bonui B che ha sbagliato. In seconda posizione c'è Baby Spritz, in terza Bumpit of West. Intanto vedremo le mosse ora di Otello Zorzetto, che sembra intenzionato a spostare, lo fa. Una volta in gambata Baby Spritz, Brando Benal. A questo punto anche Marcello Becci potrebbe opporsi, perché sono rimasti praticamente questi due, non c'è più Bonui B, e però sbaglia Brando Benal sotto l'attacco di Baby Spritz, che Numero 6 Brando è la Benal nuova leader dopo squalificato. 500 metri di gara, completi i primi 600 in 44,5. La squalifica anche quindi di Brando Benal, se n'è andata la favorita, se n'è andato Brando Benal, ha sbagliato anche Numero 1 Bumpit of sbaglia West anche Baby Spritz, è una corsa squalificato. veramente maledetta. Numero 3 E Baby rimangono così, Spritz sbaglia anche squalificato. Bluff dei Greppi, ma sono rimasti in due in Numero corsa. 9 Sono Bluff dei rimasti Greppi in due perché anche Bluff dei squalificato. Greppi è stato squalificato, quindi corsa davvero incredibile, con al comando Becky Black, Dante nei confronti di Belen Cis. Due cavalli soltanto rimasti in corsa dei 7 iniziali. A questo punto sposta all'esterno Belen Cis, va su Becky Black, Dante ovviamente per fare match, due nettamente avanti a Bluff dei Greppi, che però è stato squalificato, quindi si giocheranno la vittoria questi due. Replica bene però Becky Black, Dante entra in retta con due lunghezze di margine e nel finale si mantiene saldo al comando per vincere sullo stesso Belencis. Non c'è il terzo, come detto. Primo posto per il numero 8 Becky Black, Dante, allieva di Tomasello, con Venezia in sediolo. Il secondo posto per Belencis con Michele Canali. Tutti gli altri sono già in scuderia. È davvero corsa shock, perché hanno sbagliato al comando Brando Benal, al comando Baby Spritz, quando sembrava ormai avere la partita in tasca. Ha sbagliato in partenza invece la favorita Bonui B, corsa veramente maledetta, e alla fine numero 8 al primo posto di Becky Black, Dante, secondo posto per Belencis, non c'è il terzo. È tutto dalla prima Arcoveggio.